internazionale condanna. Hanno assistito alla lettura della sentenza impassibili Patrizia Armellin e Angelica Cormacci. Forse le mascherine hanno nascosto parte delle loro emozioni. Per le due donne oggi è stato il giorno del primo giudizio, con la Corte d'Assise di Treviso che le ha condannate complessivamente a una pena di 40 anni, 24 anni di carcere per la 56enne Armellin, 16 per la giovane complice 26enne Cormacci. Per i giudici trevigiani non ci sarebbero dubbi, sono loro le assassine di Paolo Vai, l'uomo morto per soffocamento la notte del 18 luglio 2019 a Vittorio Veneto, nell'abitazione di via Caldei Romani dove l'uomo viveva. Il PM Davide Romanelli in realtà aveva chiesto l'ergastolo per l'Armellin, ex compagna della vittima, e 14 anni per la Cormaci. Il movente, secondo l'accusa, era economico. Le due donne avrebbero ucciso Vai per incassare una serie di polizze assicurative da oltre 400.000 euro. La difesa ha sempre sostenuto che l'uomo, quella maledetta sera di luglio di 3 anni fa, sia morto per arresto cardiaco a seguito di una crisi epilettica, versione questa di fatto confutata dalla relazione dell'anatomopatologo Alberto Furlanetto, secondo cui la morte di Vai era stata causata da uno schiacciamento toracico con frattura di alcune costole e conseguente asfissia. Le due donne, questa la ricostruzione, avrebbero colpito l'uomo già ubriaco con un bastone, finendolo poi con un cuscino schiacciato sul volto. Per Vai quindi nessuno scampo. Condanna per Patrizia la pena di anni 24 di reclusione e Cornaccia Angelica la pena di anni 16 di reclusione. I giudici hanno condannato le due imputate anche una provvisionale di 50.000 euro a favore della parte civile Roberta Bencini, l'ex moglie di Paolo Vai, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al pagamento delle spese legali. La difesa ha già annunciato l'appello. Il fatto stesso che non sia stato dato l'ergastolo dimostrerebbe che l'impianto accusatorio non sarebbe stato accolto del tutto dal collegio giudicante, e mentre si attendono le motivazioni, a rappresentare la comunità di Vittorio Veneto è il sindaco Miatto. Si può dire che c'è stato una giustizia che si è espressa, a sufficienza o no, non sta a me dirlo, resta l'amarezza per l'assassinio che è avvenuto. La vittima non ce l'abbiamo più fra di noi, abbiamo soltanto le colpevoli, oggi sappiamo che lo sono, e per la comunità vittoriese resterà un brutto ricordo.